Svelato il nome del 14° indagato dell'inchiesta della Procura di Agrigento, il famoso Mister X, relativo al giro di tangenti legati all'assegnazione degli appalti pubblici, e il deputato regionale, nonché ex assessore all'energia, l'agrigentino Roberto Di Mauro, e lui l'omissis indicato nelle carte giudiziarie. Le ipotesi di reato contestate al deputato agrigentino sono quelle di associazione a delinquere, turbata libertà dagli incarichi e frode nelle pubbliche forniture, come già anticipato da Grandangolo del giornalista Franco Castaldo. Questi ultimi due reati sono stati contestati in concorso con il suo ex segretario particolare Giovanni Campagna, l'imprenditore e sindaco di Maletto Giuseppe Capizzi, l'architetto ed ex dirigente dell'ufficio tecnico di Licata Sebastiano Alesci, per l'appalto di oltre 37 milioni di euro relativo al rifacimento della rete idrica agrigentina. Il nome di Di Mauro è coperto da omissis fino ad oggi, è saltato fuori dal provvedimento sulla serie di accertamenti tecnici ripetibili disposti dalla Procura su tutti i dispositivi elettronici e supporti informatici sequestrati ai 14 indagati nel corso del blitz della squadra mobile dello scorso 14 maggio, che ha visto l'arresto di 5 persone. Quindi verrà affidato l'incarico ai due periti. Secondo l'accusa, Sebastiano Alessi, Giuseppe Capizzi, Giovanni Campagna e l'omissis, che sarebbe Roberto Di Mauro, avrebbero truccato la gara. Capizzi avrebbe costituito il consorzio Delia, presentando con la complicità di Alessi e di altri pubblici funzionari agrigentini un'offerta economica al ribasso di oltre il 30%, considerata dagli stessi inquirenti magistrati inidonea ad assicurare la concreta esecuzione dei lavori. Questa offerta, pur non essendo in grado di garantire la realizzazione dei lavori, ha portato al rinvio dell'inizio degli stessi, senza avere requisiti economici per affrontarli. In tanti si chiedono adesso cosa succederà politicamente al Comune di Agrigento e non solo. La notizia ha suscitato tanti interrogativi sul futuro politico della giunta agrigentina alla luce di tali rivelazioni e nel panorama politico provinciale. Intanto continuano le indagini della magistratura, che stanno spulciando carte e documenti alla ricerca di ulteriori cerchette nell'inchiesta, che ancora in tanti affermano non si fermerà qui.